Questa serata sarà dedicata alla canzone non dialettale, ma della lingua ligure, però abbiamo come new entry un pezzo, anzi due pezzi, che sono stati scritti da Giovanni Pennone con parole di Sergio Aschero musicate da Giovanni Pennone, che sono garessini. Il Garessio è una cittadina, un paese che è a cavallo tra la Liguria e il Piemonte, e devo dire che dal punto di vista linguistico rappresenta proprio anche questo cuscinetto, diciamo, tra il dialetto piemontese, la lingua piemontese e la lingua ligure. Chiamiamo quindi qui sul palco Giovanni Pennone, che è già qui, eccolo qui, e chiamerei anche Sergio Aschero, eccolo qui. Perché abbiamo voluto farli cantare per primi? Perché sono quelli che vengono da lontano, vengono dal Piemonte, vengono da questa zona di Garessio, e quindi hanno bisogno di rientrare, anche per questioni logistiche loro, hanno bisogno di rientrare insomma in tempi abbastanza decenti, e quindi adesso io passerei subito la parola all'autore, diciamo, delle parole di queste due canzoni, che è Sergio Aschero. Le canzoni si intitolano Umè Paise e N'appuntamento, e sono, lo sentite già nella pronuncia, diciamo, nel titolo di queste canzoni, sono molto molto simili al nostro dialetto. E quindi adesso lasciamo la parola a Sergio Aschero, che introdurrà Giovanni Pennone, che è il nostro musicista e cantante. Prego. Grazie a voi innanzitutto, e a Tonino che ci ha invitato, quindi ci farà permettere di conoscere il nostro dialetto. Gran bella responsabilità cominciare a aprire la serata così. E vi accorgerete che il nostro dialetto garessino ha molte affinità con i vostri dialetti, con il vostro dialetto comunque. Le canzoni, sì, noi abbiamo poca voce, sono un po' soft, quindi non sono canzoni, perché tra l'altro nel mio primo libro ho fatto solo poesie, sono solo poesie in dialetto, io scrivo esclusivamente in dialetto. Attualmente sto preparando altri lavori di canzoni in italiano, però quello magari sarà per un'altra volta. Umè Paise, ecco, non tanto per rendere l'idea di essere per forza dei melanconici, già come dicevo prima con gli amici, ma nostalgicamente ricordare quello che non vogliamo perdere. E Umè Paise, come canterà Giovanni, dirà: io voglio il mio paese, con le ciocche chi sono, con le galene chi pitti, con le porte diverte. E qualcuno dice: ciao, come ti stai? C'è quindi questa umanità che forse si sta perdendo. E voglio il mio paese, con un prau drea camea, con un marin cubagna. Un marin è il vostro vento che ci mandate, a noi si chiama marin. Con un preve a benedì, e carcun cuciancia su Tampurchio. Quello che succedeva ancora qualche anno fa. Garessio ha molti portici, specialmente nella borgata Poggiolo, da cui vengo io, e si sentivano i vecchietti parlare, raccontare le storie, dire qualcosa, parlare fra di loro di come era andata la giornata. E perché il telefonino non esisteva ancora, quindi c'era questa umanità forse un po' più calorosa. E voglio un mio paese, con le ca tutte stesse, con le stelle vische, con le nonne che contano storie, e qualcuno che torna stanco, che torna la sera stanco dal lavoro. E voglio un mio paese, con un sudamatè, con un profumo di ristie, e ristie sono le caldaroste, con un lace in sa porta, e qualcuno che tira un carretto. Ti trovavi alla sera
il latte, la bottiglia del latte in vetro sulla porta, che rigorosamente la porta di entrata rimaneva aperta, quindi andava a dormire con la porta aperta, cosa che se glielo dice ai giovani oggi non ci credono più. E quando sono fuori, ma non fuori di testa, quando sono fuori del mio paese, ho voglio dire, e sono garesce, e dome de arie, darmi un contegno, dire sono di Garessio, ma gridarlo, perché mi piace, ma non perché sono di Garessio, perché non voglio dimenticare le mie origini, come ognuno di noi non dovrebbe mai fare, pianificare questa cosa, questo discorso che ci sta succedendo oggi. E viva i dialetti, in Italia sono più di 6.000, quindi ognuno rispetti il suo e lo conservi. Grazie ancora, buonasera. Come ciò che sogni, coi galene che piti, come porte diverte, e carco in condige, ciao come ti stoi, ciao come ti stoi. Veio paese come praudrea camea, come arenco bagna, come preve benedì, e carco in cuciancia, su tamportio, sotto al portio, e veio me paese come cana tutte stesse, come steira vische, come non è chi conta storie, e carco in cotorna, e carco in cotorna, stanco a casa, e veio me paese con su da mate, con profumo d'Aristie, con la censa porta, e quando son fuori e veio di e son Edgaresce e dome de arie, e quando son fuori e veio di e son Edgaresce e dome de arie, e veio me paese, e veio me paese. Il secondo pezzo che ci propone è in appuntamento del 2012, sempre parole di Sergio Aschero, musicate da Giovanni Pennone. Sentiamo questa bellissima canzone e li abbiamo fatti cantare per primi perché devono rientrare a Garessio abbastanza in orari pedestri, perché hanno degli impegni ancora questa nottata, e quindi è per questo che li abbiamo fatti cantare proprio per primi. Grazie.
E sono da noi come coraggio perdite o ben guardante in chiugi i tuoi bei occhi e mi son vestito come un signore portando a voglia bucte e una sciura sulla e son da giovane per sentire il profumo di tuoi anni e ne muove tutto il resto e son pronta fino a due righe da pure tielese a un nostro appuntamento e son di noi come coraggio perdite o ben guardante in chiugi i tuoi bei occhi e mi son vestito come un signore portando a voglia bucte una sciura sulla e son da giovane per sentire il profumo di tuoi anni e ne muove tutto il resto son pronta fino a due righe da pure tielese a un nostro appuntamento e quando ti avrò scutoi ed noti impuroi nandimlo e quando ti avrò scutoi ed noti impuroi nandimlo ed no ti impuroi nandimlo. Grazie.